Oggi si celebra San Pietro Crisologo. Il nome Pietro ha origine greca e significa roccia. Il 30 luglio è la volta della Giornata Mondiale dell'Amicizia. Gli italiani si dichiarano abbastanza soddisfatti delle proprie amicizie e la caratteristica maggiormente ricercata è l'affidabilità. La Giornata Mondiale dell'Amicizia, che ricade annualmente il 30 luglio, è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011, con l'idea che l'amicizia tra popoli, paesi, culture e individui possa ispirare sforzi di pace e costruire ponti tra le comunità. Con Flower and Trees, il 30 luglio del 1932, il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il successo del cortometraggio unisce pubblico e critica, arrivando a conquistare nello stesso anno l'Oscar, il primo nella storia dei cartoni Disney. Sapete perché i capelli diventano più scuri quando si bagnano? Questo in realtà avviene anche per i tessuti, la sabbia, il cartone e per tantissimi altri materiali. È dovuto al fatto che le superfici in questione, se viste al microscopio, non sono perfettamente lisce e l'acqua va a riempire questi piccoli spazi e queste piccole imperfezioni. In questo modo la luce rimbalzerà sulla superficie in modo diverso, facendo apparire il materiale di un colore più scuro. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna in Bilancia chiede molto dall'opposizione con Saturno e Nettuno. Cosa vorranno dire le stelle? Scopriamolo insieme. Ariete. È proprio arrivato il momento di scegliere tra una strada e un'altra, su cosa volete puntare, su cosa volete fare, quali sono i vostri obiettivi lavorativi e decidere di impostare una nuova e più ambiziosa vita. Toro, per voi oggi la situazione planetaria sembra abbastanza serena, se non fosse per quella Venere ancora osteggiata da Marte, qualche scossa ancora d'assestamento in amore, ma in generale è un periodo abbastanza sereno. Gemelli, per voi, visto che siete proprio voi ad ospitare Venere, che tra l'altro quadra sia a Saturno che a Nettuno e che dalla Luna con l'altra parte del cielo, state per maturare delle decisioni affettive molto importanti, se chiudere o meno, con un sentimento che non vedete comunque brillare. Urano, con la sua scienza dell'opportunismo, vi porterà a fare la cosa più conveniente per voi. Cancro, per voi oggi è proprio il vostro astro, la Luna, quella a essere seriamente messa in difficoltà da Saturno e da Nettuno, e sono proprio questi due astri che gestiranno una vostra nuova maniera di interpretare il vostro contesto esistenziale. Oggi Giove vorrà semplificare tutto, si trova nei vostri gradi e vuole comunque convincere la Luna a essere un po' più accomodante. Leone, la vostra giornata oggi inizia con l'opposizione di Plutone sempre ferma, ma con un aiuto della Luna e anche da Saturno e Nettuno. Oggi potreste maturare delle strade alternative che vi porterebbero ad avere meno difficoltà e più vantaggi. È una questione di strategia. Vergine, per voi i significati zodiacali di oggi sono alquanto complicati, proprio perché la Luna, Saturno e Nettuno intervengono proprio sul piano economico. I pianeti vi vogliono convincere che forse è meglio lasciare perdere una direzione professionale che vi dà più noia che non vantaggio. Qualche piccola perdita economica può essere prevedibile se non agite in tempo. Bilancia, è proprio nei vostri gradi che la Luna muove tutta una serie di polemiche, soprattutto con Saturno e Nettuno contro, mentre invece con Plutone e Urano potreste trovare una quadra molto efficiente, ma dovrete decidere di cambiare totalmente strategia e forse anche collaborazioni. Scorpione,
Il vostro cielo è un cielo decisamente molto marcato, molto forte, proprio perché seppure accade poco nei vostri gradi direttamente, i pianeti che sono indicatori del vostro benessere invece sembrano tutti darsi un gran da fare. Procede bene la vostra estate, costellata di piccoli successi e soprattutto di grandi passioni. Sagittario, per voi la luna torna amica, anche se è una luna che vi ha fatto scegliere di badare meno a tutta una serie di cose pratiche. Giove, peraltro, vi invita a seguire un sogno esistenziale, magari un bel posto al mare. Capricorno, per voi la Luna oggi non solo è fortemente in quadratura, ma si oppone proprio al vostro pianeta Saturno, per cui è proprio una questione lavorativa che probabilmente non riuscirete a finire per i tempi che avevate in mente. Andate comunque in vacanza sereni, ci penseranno le stelle a sistemare tutto al rientro. Acquario, una luna decisamente polemica, ma anche molto interessante perché si connette a Plutone nei vostri gradi e anche a Urano ai primi dei gemelli. Ecco, vedete, questa configurazione vi porta una magnifica sinergia planetaria che vi renderà brillanti e fortunati in tutto. Pesci, la vostra giornata inizia con una buona notizia, l'opposizione durissima della Luna è finita e adesso le conseguenze di tutta una serie di moti di spirito che sono accadute intorno a voi incombono sugli altri, ma non più su voi. Dopo essere decollato da Cape Canaveral, l'Apollo 15 scende sul suolo lunare. È il 30 luglio del 1971 quando si completa la nona delle missioni spaziali del programma Apollo e la quarta missione umana al lunare. Collezionati i vari primati come l'uso del rover lunare e il lancio del primo satellite. In questa speciale spedizione viene recuperata una roccia di 4 miliardi di anni fa, la Genesis Rock 12. Se siete dei tipi furbi e astuti, sicuramente vi sarete sentiti dire che la sapete lunga. Ma sapete una curiosità? In inglese esiste un'espressione simile, to speak volumes, che ha un significato completamente diverso. La traduzione letterale sarebbe parlare a volume e questa è un'altra dote che comunque non mi manca. L'inventore fisico Nikola Tesla sosteneva che solo gli artisti potessero trovare ispirazione nella presenza femminile, mentre un inventore che ama una donna perderebbe le sue qualità. Secondo lui non esistono grandi invenzioni attribuite a uomini sposati. Fin dalla sua infanzia Tesla ha avuto a che fare con le allucinazioni. Durante quei momenti il suo fedele compagno era il gatto di famiglia che ha alimentato il suo interesse per l'elettricità statica a partire da quelle piccole scariche elettriche che sentiva quando gli accarezzava il pelo. Tesla è rimasto un personaggio eccentrico per tutta la sua vita. Amava concedersi cene solitarie in tavoli appartati, avendo sempre 18 tovaglioli di lino impilati accanto al piatto. Aveva diverse ossessioni, tra cui una repulsione per i gioielli e una fissazione per l'igiene e per il numero 3. Nonostante soffrisse di insonnia e amnesie, la sua memoria era eccezionale. Tesla morì solitario nella sua stanza a New Yorker Hotel, pochi mesi dopo aver ottenuto il riconoscimento di alcuni brevetti precedentemente attribuiti a Guglielmo Marconi. Dotato di una creatività geniale, Tesla parlava di Marte e Giove come se fossero luoghi irraggiungibili. E forse è proprio su Marte che si incontrerà con Elon Musk e le sue macchine Tesla. Ci salutiamo con la frase del giorno. Abito sempre nel mio sogno e di tanto in tanto faccio una visita alla realtà. Con i sogni nel cuore diamo quindi inizio ad una nuova meravigliosa giornata. Non dimenticatevi di sognare. Ci vediamo domani, vi auguro una buona giornata.